Benvenuti a una nuova lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi spieghiamo azzezzare. Ripetete con me, azzezzare. Azzezzare deriva da al-aziz, splendido, significa adornare, abbellire. Le donne, ad esempio, prima si azzizzavano con trucchi e gioielli, ora con i filtri di Instagram. Foto con la funcia, un filtro e voilà, bellissime. Che tu la guardi e dici, ma questa mia cugina è. Ma se io l'altro ieri l'ho vista e non si può guardare. Ma che gli è salito un camion di sopra e aggiustò? No, azzezzò. La donna con poco si azzizza e diventa più bella, l'uomo no. Barbuto, muscoloso e con lo smalto nelle unghie delle mani. Diciamoci la verità, l'uomo che mette lo smalto nelle unghie non lo fa per essere più sexy, ma per coprire quel filo nero a contorno sotto le unghie che noi chiamiamo grascia. Azzizza. Alzi i capelli, un filo di matita, esci di casa e ti fai zita. Perfetta frase ad effetto, ma nella vita reale non è così, perché lei si azzizza, la inviti a cena fuori, se paghi, sei maschilista, non paghi, sei un pezzente. Lui si depila, questi maschi sono. Non c'è più l'uomo rude che puzza. Tu fai l'uomo rude, ma perché non ti depili sembri un grizzly. E soprattutto vatti a lavare che mi sto schifiando. Lei si azzizza e tu la porti al cinema. Film di guerra, sei violento. Film d'amore, troppo romantico. Film porno, sei un porco. Azzizza sta situazione. Le tavole da noi non si imbandiscono, si azzizzano, soprattutto se arriva una comitiva di amici all'improvviso. Azzizza, quello che c'è, mangiamo. In questi casi si recuperano le conserve, si improvvisa una spaghettata, il pane cunzato, vai a prendere 10 euro di panelle e crocchè. Insomma, la tavola è azzizzata, ma è meglio di un all you can eat al sushi. Al mercato il pescivendolo azzizza la merce sul bancone per renderla più bella. Ora c'è sempre la signora che viene e chiede: scusi, questa orata è fresca? Cosa ti deve rispondere? No signore, è fetoso. Solo che certo io lo devo impaccare a qualcuno, e a chi meglio di lei che non ne capisce niente, perché se lei ne capiva qualche cosa non me lo chiedeva, perché non si vede che c'ha l'occhio nero. Invece no, lui azzizza e dice: signora, questa orata, perché si chiama orata? Perché è oro. Azzizza sempre una risposta e il mondo sarà tuo. Anche nel modo di parlare spesso ci azzizziamo, e usare termini come azzizzare migliora il nostro eloquio. Ma c'è una categoria di persone che utilizza termini come killare, shoppare. Killare deriva da kill, uccidere, perché c'è da ammazzarli a quelli che parlano così. E shoppare deriva da shopping. Ora tu pensa se avessi detto a mio padre: pa, mi shoppi un gioco nuovo, mio padre come minimo mi scippava la testa. Ripetete con me, ma vissi scippata la testa. Ci vediamo alla prossima puntata di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano su un tanno scippata la testa. Conservare vicino alla portata dei bambini un bambino che impara ad azzizzare può andare ovunque. E la mia casa è Piazza Grande.